E noi abbiamo chiesto di poter verificare caso per caso, adesso chiameremo tra l'altro i singoli esercenti per spiegare qual è la posizione della sovrintendenza, per capire qual è la posizione del singolo esercente, della singola attività e poi cercare di fare sintesi. Quello che però tendo e vorrei sottolineare è che non vi è alcun parere generale, così come non vi è alcun intervento di natura particolare, è semplicemente la norma che prevede questo iter e su questo iter naturalmente le parti poi è bene che si incontrino. Ci pensa il vice sindaco De Checchi a placare i malumori dei baristi del centro storico di Treviso che ieri avevano riversato le loro preoccupazioni sul presidente uscente di Veneto Imprese Unite, Penzoiello, in merito ad un parere che la sovrintendenza avrebbe espresso sui plateatici dei locali. Le voci che ieri in serata avevano iniziato a circolare facevano pensare ad una modifica degli attuali spazi esterni di bar e ristoranti del centro. Il codice dei beni culturali prevede che le occupazioni di suolo pubblico in siti sensibili ottengano il parere vincolante della sovrintendenza, spiega l'assessore De Checchi, che chiarisce come tutte le richieste trasmesse siano state autorizzate, alcune però con prescrizioni. Ad esempio, la sovrintendenza ritiene che dove vi siano tende a braccio, alla tenda a braccio non debba aggiungersi l'ombrellone. Un chiarimento che ha calmato gli animi dei baristi trevigiani. Fa piacere vedere che il Comune ci aiuterà a trovare delle soluzioni con la soprintendenza, di contro però rimangono ancora dei problemi che speriamo che vedranno dei chiarimenti. Penzoiello auspica provvedimenti uniformi tra le città venete sulla falsariga dell'accordo che in 10 punti regolamenta la gestione dei plateatici sottoscritto tra la sovrintendenza di Verona Vicenza Rovigo e l'assessore di Vicenza Giovine. Avere magari un modello così e uniformarlo a livello regionale potrebbe sicuramente aiutare anche i baristi a capire come cosa possono fare. Anche perché